15% più il 25% dell'allegato, io arrivo al 40%. Fino al 31/12/2020 questo 40% lo posso arrivare al 50% se faccio tutto l'edificio, quindi non solo quello che è ampio, ma quello che genera l'ampliamento, tutto in A4. Al 1° gennaio 2021, in coincidenza con l'obbligo nazionale di fare edifici a consumo zero, viene meno questo extra bonus per l'A4 e quasi in coincidenza, dai tempi ci siamo un po' calcolati, io posso a quel 40% aggiungere un ulteriore 20% derivante da crediti da rinaturalizzazione. Quindi da quei crediti che io dovrei trovare all'interno del mio comune, che vado a prenderli, pagarli e li attacco a questo tipo di edificio. Sui crediti so che c'è molta perplessità, però la vita non può provare, se no. Allora, questa è la tabella che è allegata per gli ampliamenti, e vedete parla di tutta una serie di cose, cioè quel totale fa molto di più di 25, quindi chi vuole progettare, chi deve fare questo tipo di iniziative potrà scegliere all'interno di questo basket una serie di cose che sono dentro lì, che vanno dall'eliminazione della barriera architettonica, prestazione energetica, messa in sicurezza, pareti ventilate. Ad esempio un aspetto molto interessante, ci dicono l'isolamento acustico classe 2 sugli ampliamenti, l'utilizzo del BAX, cioè tutte cose che insomma diventano anche innovazione dal punto di vista della progettazione. Cosa faccio invece se demolisco e ricostruisco? Allora, il 25% dell'edificio esistente se lo faccio in A1 e se realizzo un efficientamento energetico superiore del 10% rispetto al valore previsto dal decreto 28/2011. A questo posso aggiungere un 35% che anche in questo caso è all'interno di un basket di premialità e quindi posso arrivare al 60%. Fino al 31/12/2020 viene applicato un 20% ulteriore se quell'edificio che ho demolito e che vado a ricostruire lo faccio subito in A4. Anche in questo caso al 1° gennaio 2021 viene meno la premialità dell'A4 che rimane all'interno del basket, ma posso arrivare al 100% del volume esistente se trovo il 40%, fino a un massimo del 40% di crediti della rinaturalizzazione. Quindi questo edificio potrebbe raddoppiare la propria volumetria. È chiaro che il raddoppio della volumetria implica il passaggio in consiglio comunale e questo è il meccanismo di controllo che abbiamo inserito, cioè la quantità che prevediamo sarà tale che inevitabilmente non puoi fare una scia, ma devi andare col permesso edilizio convenzionato e il comune lì avrà il governo di quello che sta succedendo all'interno del proprio territorio. La tabella è leggermente diversa su ad esempio le zone verdi per residenziale e non residenziale e abbiamo anche inserito in questo caso il BIM cercando di dargli un maggiore valore, dandolo più come un segnale. Insomma, oggi già progettare per gli edifici pubblici è obbligatorio in BIM, per i privati no, però il trend mi pare di capire sia questo e quindi questo è un segnale che diamo per cercare di già andare verso questo tipo di qualità costruttiva, progettuale. Abbiamo mantenuto che si possa fare qualcosa ancora in zona agricola e quindi solo per la prima casa di abitazione e relative pertinenze in aderenza alla conservazione in deroga ai parametri edilizi, superficie e volume. Qui insomma gran parte di quelli che sono venuti volevano che in zona agricola non si facesse più niente perché non ci sono gli standard, perché non c'è niente, però insomma per la prima casa di abitazione abbiamo ritenuto di mantenere questo tipo
di possibilità. Altro aspetto che abbiamo inserito è l'aumento per gli edifici che si trovano in zona alta pericolosità idraulica e idrogeologica P4 e P3 di arrivare al 100% della volumetria demolita. Attualmente la legge prevedeva il 50, non c'è un intervento in tutto il Veneto che è stato fatto. Vuol dire che 50 non è sufficiente a ripagare la demolizione e la ricostruzione. Con il 100% proviamo a capire se si riesce a portare fuori qualche volume in area pericolosa e poi naturalmente coordinato dal comune vedere di farlo atterrare in un'area più sicura. Mi avvierei quasi. Vabbè, questo un po' lo abbiamo inserito dentro nell'articolo 11, però ve l'ho già spiegato tutto il ragionamento legato. Ecco, sul DM, allora, siccome è uno dei temi centrali di questa legge, come questa si rapporta poi col DM 1444, insomma il DM 1444 del 1968 norma altezza, densità, distanze, volumi e superficie, ed è quello che sta creando grossi problemi, perché il piano casa terra andava in deroga a tutto il DM 1444, fatto salvo diritto di terzi, adesso questi qua sono andati al TAR e il TAR ha detto che quella norma là, secondo loro, con quella norma là non si poteva andare in deroga ai principi del DM 1444. A livello nazionale, proprio in questi giorni dello sblocca cantieri, stanno iniziando a ragionare attorno alla possibilità di dare alle regioni l'autonomia per normare in maniera autonoma alcune cose che ci sono all'interno del DM 1444, in particolar modo le distanze. Credo l'abbiamo fatto ieri, l'altro ieri, insomma, e quindi ci stiamo iniziando a capire come approcciarsi a questo tema, che è molto molto sentito e che inevitabilmente crea dei contenziosi, insomma. Però insomma, potrebbe essere uno strumento importante, però con le due previsioni che abbiamo previsto all'interno dell'11, cioè quindi che le amministrazioni comunali facciano o una variante che individua dove si può andare in deroga al DM 1444 con un piano volumetrico che giustifica questo tipo di deroga, o attraverso il permesso edilizio convenzionato, riteniamo che siano due strumenti sicuramente più forti, più capaci di resistere ad eventuali ricorsi al TAR. Finisco ormai con qualcosa di un po' più leggero. Gli obiettivi di questa legge, insomma, ci sarebbe anche la qualità e la bellezza. Qualcuno dice che la bellezza salverà il mondo, insomma, e quindi proviamo a scrivere qualcosa, o quantomeno a dare a disposizione delle amministrazioni locali degli strumenti che siano a supporto per comprendere cos'è bello, che non è semplice. Anche in questo caso volevano inserirlo nelle definizioni. La bellezza è soggettiva, non esiste una definizione di bellezza, insomma, per me può essere bellissimo sto lampadario, qualcuno potrà considerarlo una chiceria, insomma. Quindi non c'è nulla di vero sulla bellezza. Si cerca di mettere assieme una serie di esperti che possono essere a disposizione delle amministrazioni locali per valutare progetti importanti e in quel caso dare alle amministrazioni locali anche la possibilità di creare forme incentivanti verso la qualità architettonica, che poi una volta realizzata diventa in molti casi anche un effetto emulazione. Quando un edificio è bello e lo si vende prima, l'impresario che ha visto il concorrente vendere prima i suoi appartamenti e quindi
cui ha una forma di invidia naturale all'interno del nostro modello, andrà in cerca di fare un progetto molto simile a quello, perché comprenderà che oggi il mercato chiede quella tipologia là. Insomma, vengo da un'esperienza di IESO dove se vi capita di girare, il primo intervento che ha fatto Richard Meyer non veniva compreso da nessuno, perché nessuno aveva l'esperienza e la capacità di comprendere l'architettura di un certo livello. Oggi anche l'ultimo studio di Leoni progetta come Richard Meyer, con materiali diversi, con finiture diverse, con il 50% in meno di costo rispetto ai materiali che usa Richard Meyer, ma per chi passa per la strada sembra molto simile a Richard Meyer, ed è sicuramente migliore rispetto a una casettina con i nani costruiti negli anni 60 e 70 sul giardino. Insomma, quindi vuol dire che la qualità complessiva poi si eleva. Abbiamo istituito anche un premio, cercheremo di farlo partire, un premio assoluto e un premio under 40 per i migliori progetti realizzati. È un premio che diamo alla committenza, non diamo all'architetto, quindi è la committenza che deve andare in cerca di un buon architetto che gli fa un buon progetto, viene assegnato e viene pagato quando l'edificio è realizzato. Quindi non paghiamo un rendering, ma paghiamo l'edificio vero. Quindi non grandi disegni, grande grafica, e quando arrivi improvvisamente trovi dei materiali diversi che hanno snaturato la qualità del progetto. Quindi, comune per comune o? No, uno all'anno regionale. Poi se il comune vuole farlo, siamo qua a dare una mano. Ecco, queste sono un po' le novità di questa legge, che come vi dicevo è complessa, ha anche una prospettiva che non è quella di un piano che ha una scadenza, quindi è una legge con la quale probabilmente vi confronterete per i prossimi decenni. Inevitabilmente avrà nel corso degli anni anche la necessità di modificarsi. Abbiamo previsto dopo 2 anni una prima valutazione degli effetti della legge e di eventuali ritocchi. Alcuni ritocchi, come dicevo all'inizio, li faremo subito proprio per evitare che ci siano fraintendimenti. Uno ad esempio, e poi concludo, che è interessante perché poi uno scrive e pensa a sta legge qua, però dopo le dinamiche sono 1000. Quante volte un edificio è giusto? Quante volte si deve applicare il piano casa sull'edificio? Perché qualcuno l'altro giorno mi parlava di anatocismo occupatorio, che è un bel concetto, no? Io ho un edificio 100, poi gli ho fatto il piano casa a 170 e adesso applico la demolizione e ricostruzione che mi dà il 100% su cosa? Su 170, vuol dire che io 100 li ho calcolati anche su un premio che ho avuto, non sui 100 originali, ma sui 170 che è l'edificio esistente. E quindi il concetto che un edificio può una volta sola essere oggetto di piano casa è forse l'interpretazione sulla quale ci stiamo orientando. Così come dicevo prima, l'edificio esistente. Bene, la cosa più semplice è l'edificio esistente all'entrata in vigore della legge. Tutto quello che era costruito il 6 aprile 2019 può essere oggetto di questa legge. Ma vi sembra giusto che fra 10 anni un edificio che viene consegnato a ottobre di quest'anno non possa essere oggetto di questa legge? Se io ho una casetta mia costruita con quello che è la previsione di piano e me la consegnano a ottobre e fra 10 anni mi nascono 2 gemelli e ho bisogno di aumentare questa stanza, perché questo edificio che mi è stato consegnato dopo l'entrata in vigore della legge non può essere oggetto di piano casa o di Veneto 2050? Quindi situazioni molto interessanti che devono avere da questo punto di vista anche la tranquillità e l'umiltà che se qualcosa ci siamo dimenticati o non siamo stati sufficientemente chiari
riunioni come queste servono per evidenziarle, per iniziare a scrivere un emendamento e per essere il più possibile vicini a chi quotidianamente lavora su questo tipo di settore e cercare di far lavorare, se c'è qualche avvocato mi dispiace per loro, ma cercare di far lavorare un po' gli architetti e i geometri e far lavorare un po' meno gli avvocati. Grazie.